Carissime amiche e carissimi amici, dal bel paesello San Pirceto, un affettuoso e caloroso saluto al vostro Giuseppe Ruggieri e a tutto lo staff di Liceo TV Web. Come ogni lunedì andiamo a parlare di sport e in maniera particolare quest'oggi la puntata la chiamerò Aspettando il derby. Ormai sono ore e non sono più giorni. Si avvicina il derby con i Reggi Tane. Ma vi preannuncio già che quasi l'intera puntata sarà dedicata al pre-derby. Poi avremo dei vari collegamenti telefonici con i nostri amici. Vi ricordo che se volete intervenire in diretta telefonica basta chiamare al 347 1877 413 oppure potete mandare un messaggio tramite WhatsApp sempre allo stesso numero o SMS come volete. Dite la vostra su questa settimana tribolata, perché da mercoledì 20 fino a poco fa è stata una giornata tribolata al massimo. Faremo tutta la cronaca di ciò che è successo, però andiamo per ordine. Oltretutto vi voglio dire già che durante la trasmissione chiamerò il vice direttore di Stapp Radio Roberto De Angelis per chiacchierare un pochino sul derby romano che appena si è concluso. Il venerdì sono stato ospite nella sua trasmissione e oggi mi sembra giusto e doveroso ricambiare l'ospitalità con Roberto De Angelis, un Roberto che sicuramente sarà al settimo cielo per la vittoria della sua squadra giallorossa. Noi abbiamo un giallo-rosso, Messina, noi giallo-rosso di Roma. E vi ricordo sempre che questa parte iniziale in cui si parla del Messina, il nostro bravo Salvatore Italiano la tramuterà in MP3, la manderemo a Stapp Radio, Stapp Radio le inserirà nel suo palinsesto fra venerdì e sabato. Quindi ciò che diremo stasera sul Messina verrà riproposto su Stapp Radio durante il fine settimana, e quindi anche gli amici di Roma o gli amici messinesi che abitano nei dintorni di Roma potranno ascoltarci, non vederci ma ascoltarci tramite le frequenze di Stapp Radio. Già da ora quindi un caloroso e affettuoso saluto a tutti gli amici di Stapp Radio e in maniera particolare al direttore Stefano Dini, al vice direttore Roberto De Angelis e a colui che ha fatto la trade union fra Liceo TV Web e Stapp Radio. Parlo del mago delle scommesse Salvatore Isgro. Vediamo se già è arrivato qualche messaggio. Il grande Daniele Cipriano in pole position. Daniele dice: buonasera a tutto lo staff di Niceto TV, caricare per caricare, forza Messina. Daniele, domani ci sei? Io già vi preannuncio che Niceto TV Web sarà presente all'Oreste Granillo di Reggio Calabria. Io e Marco Micale passeremo dall'altra sponda a livello geografico, non a livello fisico, quindi meglio specificare, e seguiremo questa trasferta. In studio, diciamo, a casa rimarrà il re del montaggio Salvatore Italiano, a cui in tempo reale invieremo dei video delle varie fasi della trasferta e lui provvederà a pubblicarle sulla nostra pagina di Liceo TV Web. Quindi già da ora, per chi ci segue, ci sta ascoltando e non è fans nostro sulla pagina Liceo TV Web, mettete mi piace e domani potrete seguire tutte le varie fasi della trasferta, dalla partenza di Messina al traghettamento, all'arrivo a Villa, all'arrivo allo stadio. Quindi Liceo TV Web in prima linea e, come dice Antonella Smemoranda, ci ha definito la TV della curva sud. Mi auguro che sia così. Noi ci siamo e noi ci crediamo. E come dice il buon mitico Luca, caricare per caricare. Stasera sarà una trasmissione per caricare. Non c'è bisogno che lo faccia io perché già l'ambiente è molto molto carico. Già ieri c'è stata una manifestazione sul lungomare di Messina ai pressi della fiera, organizzata dai vari club di Messina, ma con in testa il mitico Luca
Peschiera. È un genio quel ragazzo, sotto tutti i punti di vista. E devo dire, sia stata una raccolta tifosa al Messina che si è conclusa con un'enorme torcida giallo-rossa, vale a dire sono state accese dei fumogeni in grassa quantità che di sicuro dall'altra sponda le hanno visto bene. Già ci siamo fatti vedere e domani ci faremo sentire. Però andiamo per ordine e grado. Vediamo se Daniele mi ha risposto. Daniele, certo compare, oggi mio cugino ha preso i biglietti, vi ricordo la maglia rossa. E io verrò con la stessa maglietta che ho indossato il 12 di settembre. Rossa, no, il nero non c'entra Marco, rossa. E quindi Daniele, io la stessa maglietta indosserò. Chissà, siamo un po' scaramantici pure, perché ci vuole pure questo un po' di scaramanzia, non guasta mai. Però, come dicevo, andiamo per gradi. Noi ci siamo lasciati lunedì scorso, vale a dire 8 giorni fa, sapendo che il Messina avrebbe affrontato in trasferta a Tora Annunziata il Savoia. Sabato alle ore 17 era programmata questa partita. Però i timori erano molto ma molto fondati. Il timore è che la regina, tramite non so come, la mettiamo un punto interrogativo, però sta di fatto che, come era immaginabile, perché dall'altra sponda erano più che sicuri che avrebbero ottenuto i punti indietro, infatti la squadra si è allenata anche se era retrocessa, l'ambiente erano fiduciosi che avrebbero fatto il play-out contro il Messina, e così è stato. A Regina hanno restituito 2 punti, giusti 2 punti affinché sorpassasse in classifica il Savoia, e così Regina penultima, Savoia ultimo, Savoia retrocesso. Un Savoia che è in smobilitazione totale, è stato dichiarato fallito il 6 maggio, non ha posto nessuna resistenza, perché magari una società più sana avrebbe fatto valere i propri ragioni, avrebbe fatto un controricorso. Invece il Savoia se ne sono sbattuto, ormai non ha avuto nessun interesse a contrastare questo ricorso fatto della regina. E quindi sta di fatto che mercoledì ci doveva essere la sentenza, un mercoledì con smentite una dietro l'altro, però già il sentore dagli ambienti romani era che la regina davano i 2 punti. Certezza che si è avuta il giovedì che il Messina era già pronto a partire per Tora Annunziata, aveva programmato tutto, albergo prenotato, autobus, e quindi già alle ore di primo pomeriggio era prevista la partenza per Tora Annunziata. Tutto fermo, bisogna quindi organizzare il derby contro la regina. Per motivi logicamente logistici non poteva più giocarsi di sabato, ma si è deciso, sempre con il consenso del buon Lillo Fuoti della regina, di giocare di martedì, lasciando immutato la partita di ritorno il sabato. Si è deciso martedì alle ore 17 al Granillo di Reggio Calabria. Quindi subito molti tifosi contenti di affrontare la regina e di poter restituire la famosa B gigante trasformata in D. Subito si è pensato a organizzare questa trasferta, biglietti, il tempo di preparare il tutto, e già è partita la prevendita che è durata la bellezza di un giorno, di sabato. Quindi la partita era martedì e già la prevendita è iniziata di sabato.
Sabato un'ora e subito prevendita bloccata. Non si sa il perché, il per chi e il per come. Ognuno che dice la sua. Sono sempre in diretta, anche se vedete la copertina, siamo sempre in diretta per un problema tecnico delle camere e subito che risolviamo, però io continuo a parlare ugualmente. Quindi stavo dicendo che la prevendita non appena iniziata è subito stata bloccata. C'è chi dice per motivi legati all'agenzia che distribuisce i biglietti della regina, per problemi telematici, ma mi sembra una grande minchiata, perché nel 2015 con la tecnologia moderna che c'è, che si blocca tutto il sistema per un giorno e mezzo, due, mi sembra impossibile. Poi si è detto che era questione delle questure, fra questure, prefetture, per il trasporto dei tifosi del Messina allo stadio, perché vi ricordo che attraverseremo lo stretto con le navi traghetto che ci portano fino a Villa. Poi c'è da fare Villa Reggio Calabria e non è che sono pochi chilometri, e quindi speriamo che metteranno di nuovo gli autobus come a settembre, non 5 autobus, 6 autobus, e che hanno dovuto fare 2 viaggi facendo arrivare i tifosi in ritardo allo stadio. Quindi staremo a vedere, e questo potrebbe essere un altro problema. Ciò che mi ha meravigliato di tutta questa situazione è stato il silenzio assordante di Patron Lo Monaco. Un Patron Lo Monaco che ora doveva dare i suoi strali, doveva farsi sentire per una situazione che stava danneggiando i tifosi del Messina e il Messina stesso. La società doveva prendere posizione ferma contro questa buffonata, perché per me è stata una buffonata, che dopo 2 giorni di blocco, quest'oggi alle 15 hanno riaperto la vendita dei biglietti. Quindi non vi sto a dire ciò che è successo nelle ricevitorie di Messina, file e controfile. Per fortuna che la Lega questa volta ha avuto un poco di buonsenso e ha prorogato la vendita dei tagliandi fino alle ore 22, quindi da poco si è conclusa la vendita. Poco fa si parlava di già 500-600 biglietti venduti. Logicamente non ci potrà essere l'esodo di massa sperato da molti, e vi so a dire subito anche il perché. Prima di tutto si gioca di martedì alle ore 17, e per chi non lo sapesse, martedì non è domenica, martedì c'è molta gente che lavora, e quindi c'è molta gente che non può andare a vedersi la partita a malincuore, deve restare a casa per seguirla poi quando finisce da lavorare. Poi altro problema, che i biglietti messi in vendita alle 15 non tutti hanno potuto provvedere a comprarli. Io per fortuna che abbiamo degli ottimi amici a Messina che hanno provveduto a farci avere il tagliando. Non ho parole per ringraziare Arturo il Duro e l'amico suo che ha fatto una fila di un paio di ore anche per noi, e devo dire grazie di vero cuore. Vediamo, mi è arrivato un messaggio: buonasera a tutto lo staff di Nicelo TV, ottima iniziativa per caricare l'ambiente prima di questo derby, tutti a Reggio a sostenere i colori della nostra città. Un saluto da Renato Xmone. Ciao Renato, e dobbiamo essere belli così, compatti e uniti. Purtroppo lo devo ripetere, non ho visto compatti e uniti dirigenza e istituzione. E qua devo muovere un altro appunto. Mentre il sindaco di Reggio Calabria lanciava appelli per riempire lo stadio, per salvare la categoria,
Premesso, io abito a San Pianiceto, di politica a Messina non mi interessa per niente. Premesso questo. Però il sindaco di Messina qua doveva fare i proteste, qua doveva farsi sentire. Anziché Free Tibet doveva scrivere Free Granillo. Questo era ciò che doveva fare. Invece gli unici che sono veramente presi la briga di cercare di stravolgere questa situazione che ci stava danneggiando oltremodo sono stati solo i tifosi del Messina. Società assente, tranne qualche parola di direttore sportivo Ferrigno. Istituzione latitante completamente. Signore, non si va avanti così. Io avevo detto nelle trasmissioni anche precedenti che per salvare la categoria ci vuole l'unione. Andiamo, arriva una chiamata. Pronto? 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 Niente, vediamo se ci richiama questo amico. Forse è caduta la linea. Vi ricordo sempre che potete intervenire in diretta per dire la vostra al 347 1877 413 per dire qualsiasi cosa. Se non vi piace ciò che sto dicendo, potete intervenire chiamando al 347 1877 413. Qua mi è arrivata una chiamata, però non so come mai così. Amici, potete provare a richiamare, il telefono è libero, non so come mai questo numero non ha risposto, staremo a vedere. Quindi, come vi ho detto prima, bisogna essere uniti, come dice Luca e come dicono i club organizzati, caricare per caricare. Invece niente, Free Tibet, ma ci voleva Free Granillo. Non bisognava allungare il brodo fino alle ore 15 di lunedì con le riceviterie che chiudevano alle 19:30. Bisognava anzi invogliare il più possibile ad andare a sostenere la squadra. Ma staremo a vedere. Spero che quei 600-700 persone ci saranno. Il Messina non sarà mai solo. Anche se saremo 600-700 persone, devo dire già. Vediamo. Pronto? Pronto? Buonasera. Giuseppe? Sì. Ciao Alessio, sono Alessio Galati. Oh, ciao compare Alessio, benvenuto. Grazie Giuseppe. Come va? Andiamo bene, un pochino amareggiati per questa situazione che si è venuta a creare, però contenti domani di attraversare lo stretto. Noi sì, domani i tifosi attraverseranno lo stretto senza pagare il biglietto. Va bene, questo ci sta. Come già l'hanno programmato ieri nel corteo di Piazza Duomo. A partire dalla passeggiata alla fiera fino al Duomo, e hanno parlato di questo programma di domani, che domani si naviga senza pagare il biglietto. No, però per entrare allo stadio ci vuole il biglietto e l'abbiamo fatto. Tu l'hai Vabbè, fatto? solo per... No, purtroppo no, compare. Alessio. Purtroppo ho un altro impegno, arte di peccato. Se giocava di domenica era meglio. Lo so, per molti fosse stato meglio. Ma piuttosto che giocare con la Regina era meglio col Savoia, guarda, ormai era dicevo sì, ma all'ultimo momento hanno cambiato e invece di mettere Savoia hanno messo la Regina. Ora noi non temiamo la Regina, noi temiamo solo l'arbitro, perché ho visto l'arbitro è quello che ha arbitrato Messina Cosenza, che è pugliese, che è di Barletta, provincia di Bari. Non mi ricordo come si chiama, comincia con I. Sì, ho letto qualcosina, sì. Quello è da là che mi preoccupa. E anche tutto ciò che è stato fatto il presidente Foti col sigaro in bocca, che sicuramente si metterà al bordo campo. Sì, e questo, quello che io temevo di affrontare la Regina, era
tutto Guarda, ti dico una cosa. calcistico. Ti dico una cosa, Giuseppe, guarda, se il Messina vince a Reggio Calabria domani, per loro è finita, perché qui a Messina non vinceranno mai, perché qua a casa nostra li abbiamo sempre umiliati alla Regina, con noi non vincono mai, noi abbiamo sempre vinto a casa loro, sempre abbiamo vinto, pure ai tempi di Schillaci, Abbiamo dei brutti sempre. ricordi, Bruno Alessi, abbiamo dei Abbiamo brutti... ricordi. Magari tu eri un pochino più giovane, però abbiamo brutti ricordi, come loro ce l'hanno a casa Io pure nostra. stesso che sono del 93, io guardo i vecchi derby del Messina di anni 80 e 90, Sì. è noto che il Messina ha sempre vinto al Granillo, là al Comunale, Un allora. anno non ci hanno fatto salire in Serie B per una sconfitta, però noi l'abbiamo ripagata al Celeste qualche anno dopo e loro lottavano per salire in Serie A. E oggi è il Quindi- derby del secolo, oggi derby del secolo, e domani da qui a sabato si deciderà chi resta in Serie C e chi va in Serie D. E quindi è il momento di soffrire, perché ora ci preoccupiamo per la Regina, ma noi dobbiamo essere non solo più forti dei giocatori avversari, dobbiamo essere anche più forti dell'arbitro, perché tanto siamo abituati ai torti subiti nei confronti dell'arbitro. Perché a me è come se la Regina giocasse invece di 11 giocatori saranno 14 giocatori, a differenza col Messina che pure saranno 14 in campo. E sai nella Regina chi sono? 11 più uno c'è l'arbitro, più due guardaline, terzo quarto uomo e il quarto c'è Foti che gioca. E invece nel Messina ci sta, allora più uno dopo 11, il 12 c'è la curva sud. Il secondo c'è De Costanzo, il terzo c'è Pietro Lo Monaco e il quarto c'è Ferrigno. Quella è la differenza, questo è combattere per essere più forti della dirigenza che fanno i furbi e anche più forte dell'arbitro. E quello che mi spaventa è che lì cercano un rigore, perché sta diventando veramente uno scandalo, guarda, è uno scandalo. Sto calcio veramente tutto ciò che è successo è stato vergognoso a dir poco. è vergognoso, guarda, il calcio italiano come sapete è da mafia, perché sta facendo uno schifo, neanche in Inghilterra fanno queste cose, al di là delle scommesse, neanche truffe, proprio niente, perché in Inghilterra a differenza con l'Italia politicamente hanno un regolamento molto severo, ma molto severo e neanche te lo immagini, perché a parte che il calcio è nato in Inghilterra, perché il calcio là è più spettacolare rispetto in Italia e poi neanche in Germania e in Francia, Spagna, neanche loro truccano le partite, invece negli altri paesi, tipo nei paesi dell'est c'è presente l'Albania, la Russia, fanno trucchi, cioè truccano partite, non so se hai sentito che il campionato italiano, il calcio italiano voglio dire, scusa, che è il terzo calcio italiano corrotto in Europa, è considerato come l'hanno detto... Le scommesse hanno rovinato il calcio. Esatto, come lo slavo che ha fatto l'accordo con il giocatore della Lazio, con Mauri, per vincere i soldi, no? Che ha giocato 100.000 euro per fare l'1-1 tra Lecce e Lazio. Da là è una cosa veramente vergognosa, perché la cosa che a me mi dà fastidio sono i soldi, perché i soldi non sono sempre puliti, sono sporchi, perché riciclano denaro sporco anche nel calcio italiano, ma non solo nella politica o nelle imprese che fanno estorsioni, ma anche nel calcio succedono queste cose, che è veramente una disgrazia, è peggio di una catastrofe, Giuseppe, Lo so. peggio di una catastrofe, che poi hai visto i 70 indagati che sono finiti sotto inchiesta, è la rovina del calcio, per ripulire il calcio italiano, sai cosa significa ripulire il calcio italiano? Mandare a allontanare via i delinquenti e mafiosi dal calcio, perché la rovina del calcio sono loro. È una cosa veramente vergognosa, guarda. È una vergogna, perché questa è la cosa che a me mi fa incazzare. Va bene Alessio, per ora parliamo del Messina. Ieri hai partecipato alla manifestazione sul lungomare? Sì, alla manifestazione, sì, una bella fumogenata, là, era veramente bellissimo, io ho fatto anche delle riprese. E poi hanno fatto una foto da Ilasa Giovanni che si vedeva dei fumogeni
che è veramente spettacolare. Ho visto qualcosina poi- su Facebook, veramente spettacolo, organizzazione alla grande. È proprio bellissimo, una bellissima coreografia con i fumogeni. Poi sfottò anti-Reggino, è stato veramente bellissimo ieri sera, questa bella organizzazione del mio caro amico Luca Peschiera, che È un grande, Luca che è un grande, sì, è anche un grande amico mio. È un grande e uno trascinatore. Mentre potete vedere, queste sono le immagini della fiaccolata che c'è stata ieri sul lungomare di Messina, che è stato Anche al ben Duomo. visibile da Reggio. Abbiamo illuminato Reggio Già, abbiamo illuminato Reggio Calabria. e domani poi al Duomo, davanti alla chiesa pure, sotto dove c'è il leone. E il leone c'è domani. Il leone sa quello che deve fare. e noi ci siamo pure. Peccato non può venire adesso, avremmo fatto la Peccato. trasferta Magari se giocavano di sabato era meglio, magari la potevano spostare il 2 giugno, il giorno della festa della Repubblica. Però A c'è il parte che ritorno- fanno la festa della freccia e il tricolore all'aeroporto. Se la spostavano il 2 giugno era pure buono. Magari si faceva cambio. A questo punto ci pensava Lodita a spostare le date nei derby. Lui ha i suoi problemi con la Lazio ora. Intanto, ma ora non può più spostare perché oggi ha perso il derby con la Roma, lo infatti, dico. quindi ha i Non suoi può spostare problemi. più niente. Va E bene, quindi, compare Alessio. Se Va vuoi bene. domani seguici su Liceo TV Web, noi in tempo reale faremo tutti gli aggiornamenti della trasferta e della partita. della partita, va bene. Ok. Sabato ci vediamo. Ci vediamo Sarò sabato a San presente in Filippo Curva allora. Sud. Grazie per il tuo Di intervento. niente, buona serata. Ciao Alessio, ciao. Ciao. Alessio Galati, ciao. Grazie per il contributo ad Alessio Galati, grande tifoso del Messina. Come potete vedere alle mie spalle ieri c'è stata veramente un'ottima e ben riuscita manifestazione, nonostante tutto che anche il tempo si era messo a fare i capricci con una pioggia qualche ora prima delle 22. Per fortuna è andato bene. Mi arriva un messaggio di Torretta. Non ho il tempo di leggere i messaggi, carissima Frumosa Dragostea. Quindi dammi tempo che legga i messaggi e ti rispondo. Quindi, Dragostea mia, ti ho risposto. Vediamo se c'è qualche altro messaggio. Grande Peppe interviene in diretta. Vai ragazzi, Ciccio Bianchi chiama Peppe. Dice anche tu, chiama Giuseppe Ruggeri. Grande Daniele Cordi, ma mi fa pubblicità sul gruppo Messinesi Doc su WhatsApp, commentate in diretta, ha messo anche una foto, Alessio Grande ora in diretta, e fra poco chiameremo anche il nostro buon Daniele Cordimo, ormai nostro inviato speciale da Messina. Lo possiamo... C'è un messaggio su Prego, YouTube. Salvatore, sì. Ci scrive Andrea Italia, che è un nostro telespettatore, e ci scrive: biglietti venduti in tutto? Cioè vuole sapere il numero di biglietti venduti in tutto. Biglietti, ora mi stavo informando perché le ricevitorie sono state chiuse alle ore 22, quindi ancora un dato definitivo non c'è. Poco fa si parlava verso le 21 già di 500 biglietti venduti. Su 1200 che erano a disposizione, vediamo qua, sto leggendo fonti di Facebook, quindi da prendere con le pinze, dice ed è Mirko Iannello. Allora, fino alle 22 è stata una presa per il culo. Comunque va benissimo così, 800 biglietti venduti in pochissimo tempo, straordinario. Perché logicamente magari le ricevitorie hanno chiuso alle ore canoniche, quindi 800 biglietti, devo dire che è stato un successone, non un successo, perché sabato poco meno di 100 biglietti erano stati venduti, perché la prevendita è durata poco meno di un'ora, quindi pochissimi biglietti. Dalle 15 di oggi alle ore 22 vendere cosa come 700 biglietti è stato veramente un successo. Peccato che c'è stato così poco tempo, e peccato pure che si gioca una partita del genere alle ore 17 di martedì. Almeno si poteva giocare alle 20:45, si poteva invogliare più gente. Mentre arriva un'altra chiamata. Pronto?
Sì, pronto? Buonasera. Salve, sono Marco, chiamo da Messina, ti seguo sempre. Ciao Marco, grazie, gentilissimo. Volevo fare un appunto per la Lega Italiana. Sì, Che prego. dicono ancora non si sta accorgendo di tutto questo schifo che hanno combinato. Io l'ho chiamato una vergogna, è stato. È stato, no, una vergogna è dire poco, è stato proprio uno schifo italiano, proprio c'è da non crederci. È vergognoso quello che è successo. Bloccare Io la no- vendita dei biglietti per futili motivi è stato vergognoso. Hanno cercato in tutti i modi di non farci andare in trasferta. Io non riesco a capire come la Lega non si sia mossa in favore del Messina e non riesco nemmeno a capire come il nostro presidente Lo Monaco non si sia mosso. È stato un gesto, come hai detto tu prima, un silenzio assordante c'è stato, è stato un gesto bruttissimo. Sì, è vero, sulla Lega ti devo dire che non siamo visti di buon occhio, perché quando ci sono state le votazioni per Magalli, padron Lo Monaco lì ha alzato la voce, era contro Magalli, contro Lotito, Esatto. mentre il buon Lillo Foti era culo e camicia con Magalli e Lotito, e ciò che mi preoccupa maggiormente. Poi che Lo Monaco non ha parlato, non l'ho capita questa, guarda. O sono d'accordo oppure il buon Foti è mafioso insieme a tutti gli altri. Non è, E quello è sicuro. ha i suoi agganci, ha le sue amicizie a Roma e da tanto tiene il mondo del calcio, anche in Serie A era consigliere federale, quindi ha ottimi amici e quella sicurezza che avrebbero ridato i 2 punti alla Regina è emblematica, perché Esatto. a nessuna squadra hanno restituito i punti, alla Regina prima 10 poi 2. Né tantomeno che gli hanno dato tutti quei punti alla Regina, 12 punti. È vergognoso. Ora il prossimo anno anche il Messina si compra giocatori di Serie A, tanto poi non li paga, fa prima 60 punti, poi non li paga, gliene levano 10, vabbè, non ci fa niente, non è giusto Però così. sono veri problemi. Non è giusto così, va Certo che non è premiato chi è in regola con tutto, con i pagamenti, con i contributi IRPEF, INPS, tutte cose. Tutti possono fare i furbi così. Poi è stato uno scandalo, tutte quelle accuse contro di lui che non aveva pagato IRPEF, che non aveva pagato stipendi, fatturazione falsa, e ancora è là che comanda. E questo è il male. Il Messina che non Esatto. ha debiti, che ha pagato tutto, si trova ad affrontare i playout. Mentre Ora la mia paura è che noi già abbiamo perso i playout prima di giocarli e questi sono tutti messi d'accordo e ci fanno scendere in Serie D nuovamente, ci fanno ricominciare dalla merda. Mi auguro che poi a vincere sia sempre il pallone. E sul Messina sono fiducioso perché hanno fatto una preparazione ora per giocare, correre nel mese di maggio. Su questo Sì, io sono stato al campo quando hanno fatto l'allenamento a porte aperte e devo dire che hanno fatto una bella preparazione, veramente. Sì, perché io ti dico, da quando è venuto Di Costanzo si è capito che si doveva fare i playout per forza, che era un miracolo arrivare ai 6 ultimi, quindi da conoscitore che ho giocato a calcio qualcosina, loro hanno fatto una preparazione in maniera tale che ora dovrebbero essere delle saette in campo. Quindi mi auguro che vada a finire che ci sappiamo pure 2 pareggi, non è importante, pure con 2 Sì, poi pareggi. a Messina ci stacchiamo culo, basta che pareggiamo là, non fa niente. Infatti loro sabato prossimo ci vuole una D quanto tutta la curva sud, questo Esatto. Speriamo. Domani vai in trasferta, Marco? No, domani non posso purtroppo, lavoro domani, sera di domenica. Hai visto? Veramente. È un problema, hanno fatto di tutto per non farci andare in trasferta, pure Esatto. giocare di martedì alle 17 è penalizzato. E bloccare i biglietti fino a oggi, ma stiamo scherzando. Infatti. Va bene. Marco, se poi vuoi seguirci domani sulla nostra pagina di Cielo TV Web, noi saremo in trasferta Sempre, e man mano sempre. manderemo dei video delle varie fasi della trasferta.
Speriamo. Continuate così, siete dei grandi, continuate. Grazie anche a te Marco, sempre ovunque, Ciao, forza ciao. Messina, un abbraccio Sempre, affettuoso, sempre. ciao. Ciao, Ciao Marco. Ringraziamo anche Marco per il suo prezioso contributo. Come vedete, il pensiero dominante negli ambienti giallorosso è che ci possa essere qualche situazione extra calcistica che ci possa danneggiare. Per quanto riguarda, vi ripeto, per quanto riguarda il campo, sono molto fiducioso. Il Messina è carico, i tifosi hanno caricato bene, come ha detto Marco, me l'ha ricordato che mi sono dimenticato di dirlo. Sabato c'è stato l'allenamento a porte aperte al San Filippo e in curva c'erano circa 300 persone che hanno tifato come se fosse già una partita del derby. Quindi voglio dire, l'ambiente è carico, penso che i giocatori sentiranno anche questo calore proveniente dai tifosi. Vi ripeto, hanno fatto una preparazione adeguata proprio per i play-out e questo è importante, perché nel calcio moderno sto vedendo che chi ha più benzina nelle gambe vince, mentre una volta bastavano 2-3 fuori classe, ora invece il calcio è più agonistico, chi va più veloce, che arriva prima sulla palla ha più possibilità di vincere, e su questo sono molto ma molto fiducioso. Sarà dura, noi ci saremo, vediamo. Abbiamo qualche messaggio. Daniele Cordi, ma purtroppo non ci sarò, dovevamo essere insieme, ma domani lavoro, fratello. Ora, fratello Daniele, ti sto per chiamare. Mentre Laura Grassadone, grande tifosa del Messina, vai Peppe, grazie. Laura, sempre gentilissima e affettuosa. Come vedere, Laura, che non abita a Messina ma abita a Salerno, era pronta a vedersi la partita di domani al Granillo, però i tempi burocratici non hanno permesso ciò. Poi, quindi Marco lavora, Daniele lavora, Laura poteva venire, non viene, Alessio ha un impegno. Vedete quanta gente già non può andare a vedersi la partita. Saremmo state, penso, 1200 a occhi chiusi, si sarebbe giocato o in serata o il giorno non lavorativo. Altra telefonata in arrivo. Pronto? Era pronta? Pronto? Pronto, buonasera. Ciao. Non riesco a capire se guardando il video se sei tu che parli con me. Guarda, forse nel video c'è qualche secondo di ritardo sulla diretta. Ti conviene prima per ora ascoltarmi al telefono. Infatti questo sto facendo. Sì, perché c'è da diretta YouTube a qualche paio di secondi di ritardo che stai vedendo tu. Infatti. Comunque sono Sasà. Ciao Sasà. Ciao bello. Come Come andiamo? siamo? Ma stavi parlando con Daniele Cordi, ma Daniele, fra poco lo chiamiamo. gli devi dire che deve andare a lavorare a Catania lui. Lo so. Ogni volta è un male in cuore che va a Catania, però il lavoro è il lavoro. Ma poi è l'unico messinese che va sempre con sciarpe e bandiere del Messina a Catania. Infatti, no, il messinese 100%, messinese doc, come ha fatto pure il gruppo. Certo, lo sappiamo. Comunque io purtroppo per problemi di salute me la salto pure, andata e ritorno, come sempre. Comunque, peccato, questo mi dispiace. Va bene, mi sono saltato tutto il campionato, ho visto soltanto la partita qua all'andata, al ritorno anzi. Hai portato bene. Ecco, bravo. Comunque senti una cosa, ma io non ho capito il fatto dei biglietti, giusto? Sì, prego, dimmi. Ho letto io da qualche parte che già 2 settimane fa si stavano per riunire prefetti, che ne so, di Messina e di Reggio, giusto? No, guarda, la prima riunione c'è stata, se non sbaglio, venerdì o sabato. Ah, io avevo venerdì. letto da qualche parte che era molto prima, non penso che tutti sapevano che la regina fosse mercoledì è saputa la notizia che si giocasse con la regina, anche se era nell'aria, devo dire era nell'aria, però giovedì mattina c'è stata l'ufficialità.
Sì, vabbè, l'ho seguita questa vicenda, ma pensavo che già si fossero riuniti prima, capito? No, Ah, mi sembra difficile. già mi ero allarmato. Ma tu hai notizie di quanti biglietti finora venduti? Ho letto qualcosina su Facebook, si parla di circa 800 biglietti e se sono tanti è un successo. In poche ore vendere 800 biglietti è stato veramente un successone, considerando che si gioca di martedì alle 17. Calcolando quello che ha combinato il signor Foti. Detta legge. Ecco, bravo, come all'ho detto, preciso. Sono amici per niente sono amici. Infatti. Va bene, ma io ti continuo a seguire da qui allora, va, mi ha fatto piacere chiamarti. Grazie Sasà e domani noi saremo al Granillo, ti faremo anche per te e se segui sulla nostra pagina di Facebook Niceto TV manderemo le varie fasi della trasferta. Partenza, Bravo. arriva a Villa, cercheremo di aggiornare chi come te per motivi di salute o per motivi di lavoro non può essere presente al Granillo. Guarda, se tu vai nella pagina di Daniele vedi una fotografia, quello con la stampella sono io. Nella partita Messina-Regina, perciò ti ho detto tutto. Ah sì, mi sembra l'ho vista qualcosina. Sì, perché lo seguo il gruppo di Daniele. Guarda, io ringrazio i Lions che fino a stamattina mi hanno invitato come sempre, ma purtroppo ho un piede fuori uso e andare là a Reggio significa che ritorno con un piede. Infatti, guarda, non è conveniente, lo dico perché bisogna vedere anche gli autobus che metteranno a disposizione, perché se sono pochi saremo come delle sardine su quegli autobus e quindi meglio curare la salute su questo. Purtroppo è così, vabbè, pazienza, ci sarà il prossimo anno, tanto rimaniamo insieme in Lega Pro noi e loro scendono, fidati. Bravo Sasà, così, fiduciosi. Sempre. Ciao Beto, buona serata. Ciao Sasà, un abbraccio, ciao. Ciao. Grazie Sasà, domani ti faremo anche per te con tutto il cuore. Daniele Cipriano, biglietti venduti circa 830. Fonte Daniele Cipriano che anche lui sarà presente da Sant'Agata di Miredello con furore. Vediamo altri messaggi. Va bene, di Dorretta, va bene, scusa se non posso rispondere a tutti i messaggi, però vediamo qua. Tanto guarda cosa Daniele Gordima, Gianni Belviso, Giovanni, vorrei sentire la tua telefonata. Giovanni Belviso, Ciccio Cancelliere, tamburellista ufficiale della Gioventù Giallorossa. Giovanni Belviso come rappresentante di Uragano CEP. Domani saremo fianco a fianco al Granillo, ma una chiamata mi avrebbe fatto piacere. Vediamo, carica per caricare, siamo tutti belli carichi. Mentre ora Marco ci manda un messaggio, sono ancora Marco, volevo solo dire un'altra cosa: voi siete l'unica emittente che parla del nostro amato Messina, che nemmeno la RTP ne parla, che scusate un'altra chiamata. Pronto? Buonasera. Ciao Giuseppe. Ciao. Allora, io mi chiamo pure Giuseppe, sono Giuseppe La Rocca. Ciao Giuseppe La Rocca, benvenuto su Niceto TV Web. Finalmente ho l'opportunità di ascoltarvi, perché qua nella mia zona in TV non la prendo e adesso invece su internet riesco a seguirvi. Niente, sarò rapido, voglio fare intanto 2 saluti se possibile. Pure 3. Un saluto a Daniele Gordima, ovviamente, e gli auguri a Sebastiano che oggi fa il compleanno. Sì, grande Sebastiano. Ci associamo pure noi. Dello schifo che hanno fatto avete già detto tutto, quindi nulla da aggiungere, se non il rammarico che sono dei tifosi senza dignità. Lo sottoscrivo, hanno dignità. Io lo sottoscrivo pure. Stanno copiando di tutto e di più, come avete avuto modo di seguire. Sì. Quindi dimostrano di non avere niente, né mentalità né niente. Nemmeno fantasia. Potrei andare a vantare tifoserie che sono gemellate con noi, potrebbe sembrare fare il lecchino. E allora io parlo di quelli con la quale non abbiamo dei buoni rapporti, che però hanno una mentalità di ultras. Parlo dei catanesi, parlo dei salernitani. Ma questi proprio mi stanno sulle palle, si può dire, sono l'unici. Tutto puoi dire, noi siamo una TV libera, puoi dire tutto.
tutto e di più. Purtroppo io oggi sono stato fuori Messina, sono rientrato poco fa e ho appreso che appunto hanno aperto poi la vendita dei biglietti e ora però non sono riuscito né ad acquistarlo e niente. Sì, c'erano file, lunghe file da fare, c'era, Sì, ma non so, perché io abito proprio a Tremestieri, quindi per me domani buttarmi sulla nave sarebbe quasi un gioco. Lo so, però poi se non ti fanno entrare, quello è il problema. Ma faccio una passeggiata tanto corsa. Peccato, questa cosa è stata vergognosa, hanno cercato in tutti i modi di non farci andare in trasferta e questo Sì. è vergognoso. Vergognoso, C'è hai stato ragione. troppo silenzio su questa situazione. Se non era per i tifosi del Messina, tutto passava in sottotono e questo fa male. Ma poi la presa in giro è stato anche il rinvio della partita per organizzare meglio il servizio e tutto. Sì. E Ma poi cosa hanno organizzato? niente. Che ufficio? Niente. Tutto studiato al tavolino e come diceva Sebastiano in un commento, stiamo attenti perché questi rischiano di farci giocare la partita di ritorno a porte chiuse ed è il infatti. loro obiettivo. Il loro obiettivo è quello. Quindi mi raccomando, come nella partita di campionato, ammazziamoli sugli spalti, insegniamoci come si fa il tifo perché non hanno l'idea, sti poveri bestioni. Infatti hanno copiato di Scippa. tutto e di più, copiare anche i cori come I quello cori. originalissimo, Ho come visto le foto Reggino dimmi che si nell'allenamento, sente. erano 30, ma con Poggi Bonzi, ma non si vergognano, vergognate, perché Calabrese sono sentite, Pregetare, ma da vergognare. Dell'altra sponda sono. No, è veramente copiare quello là del Reggino dimmi che si sente, cambiare le parole e farlo uguale, Messinese dimmi che si sente, ma ci vuole veramente dignità per fare certe copiature, non hanno nemmeno fantasia. Te l'ho detto, tifoserie con la quale non abbiamo buoni rapporti non sono mai scesi a questi livelli, nessuno. Sai le rivalità che ci sono con tante tifoserie qua del sud, nessuno è arrivato a queste vergogne, solo loro. Hanno toccato il fondo. Hanno toccato il E fondo. speriamo che noi fra domani e sabato li mandiamo ancora più in fondo, dove meritano. Infatti. Sì, con Reggio Gallina. E con l'intereggio. Va bene Giuseppe, ti Va saluto. bene Peppe, Buon grazie abbraccio, e ciao, ti saluterò ciao, Daniele, fra pochissimo chiameremo Daniele Cordema che è seguitissimo da tutti. Ciao. Ciao, grazie, buona serata e forza Messina. Ciao. Ciao. Grazie anche a Peppe per questo suo contributo. Mentre stavo per leggere il messaggio là di Marco, quindi se riprendiamo il messaggio che ha mandato Marco, che ci ha chiamato poco fa. Sono ancora Marco, volevo solo dire un'altra cosa. Voi siete l'unica emittente che parla del nostro amato Messina, che nemmeno la RTP ne parla, che è la principale TV della nostra città. Per questo continuo a seguirvi affettuosamente. Siete i migliori. Guarda, non so se si vede, mi ha fatto diventare rosso. Grazie per questo complimento. Ci rende molto orgogliosi e ci sprona ad migliorarci e andare sempre più avanti. E sono contento che abbiamo trovato i biglietti e che domani potremo seguire il Messina e testimoniare tutto ciò che succederà in questa trasferta. Per questo mi fa veramente piacere e mi fanno anche piacere, lo ripeto, non mi stancherò mai di ripetere le parole di Antonella Smemoranda che ci ha definito la televisione della curva sud. Grazie Marco, grazie Antonella e ora è il momento di chiamare il nostro super fans inviato speciale dalla città dello stretto di Messina che come vedete è molto ambito, molto conosciuto da tutti, però ciò è dovuto al fatto che è un ragazzo veramente eccezionale, simpatico, laico, si chiama, veramente numero uno. Chiamiamo ora Daniele Cordema. Vediamo se Daniele impegnato fra WhatsApp, Facebook, sente il telefono. Daniele, se ci sei, batti un colpo. Pronto, Daniele?
Oh fratello, ciao! Ciao fratello Daniele, mi hai fatto stare il pensiero, non rispondevi subito. No, perché essendo che tu hai il discorso della diffrita, io stavo guardando la trasmissione, quindi aspettavo. Però Mi- devo dire, quest'oggi abbiamo ricevuto tante telefonate da tutti amici tuoi che ti salutano. Sei Sì, ho conosciuto a sentito. Messina. Sì, grazie. E infatti ho fatto un bel po' di pubblicità sia nel gruppo WhatsApp che su internet, almeno rendevamo più cioè la trasmissione, essendo che non c'erano immagini delle partite, ho detto magari facendo un po' di telefonate un po' di amici. Sono contentissimo che ti ha chiamato Giuseppe La Rocca. Io gli ho scritto il messaggio di mandarti telefonarti, ha telefonato, sono felicissimo e gli mando un grande saluto a lui, a Sasà. Anche Sasà, salutato. Sasà è uno dei più grandi tifosi, proprio come te, che tifa il Messina da una vita, e sono contento anche perché purtroppo non ci siamo più visti, lui ha avuto un incidente, ha avuto un problema alla gamba e quindi maestra tifoso pazzo del Messina, quindi saluto anche lui. Saluto anche Sebi Bertino che oggi fa 36 anni e volevo insomma dire un po' a tutti coloro che stanno ascoltando che Sebbi non ha risposto agli auguri perché attualmente ha internet scollegato e glielo riattivano fra 2 giorni. Quindi comunque ringrazio tutti per gli auguri, che sono stati tantissime persone, anche perché il gruppo fondato da me e da Sebbi calcola che il 50% delle persone che sono iscritte sono amici suoi, di Vicenza, amici di Pescara, amici da Avellino. Sì, Sebbi è straconosciuto molto di più di me e di tanti altri. Quindi sono la maggior parte. Vedere presto sugli spalti anche lui. Sì, già gliel'ho detto io. Infatti gliel'ho detto che vediamo se possiamo venire per l'ultima tua trasmissione, perché già ne ho parlato con lui, poi ovviamente speriamo. Daniele, purtroppo come ti ho scritto il messaggio aspetta, alle mie spalle potete vedere le immagini che hai girato tu ieri sul lungomare di Messina. Perché quella è stata girata da me e da Nicola Costantino, che è uno dei miei amici, che era alle mie spalle. Diciamo che eravamo che facevamo il filmino, almeno su 500 erano 400 che facevano il filmino, quindi alla fine su internet se ne trovano migliaia di video. Comunque è stata bellissima, si è accordata, onestamente è una gran bella organizzazione fatta da Luca e comunque da tutti i club di Messina. Bello veramente, e penso che anche tu saprai, come facendo parte della gioventù, che ce ne sono in programma delle altre. No, non è facciamo parte della gioventù, siamo amici della gioventù, quindi Amici. proprio fare Sì, parte, sì. no, però amici con Martorana, Rosario Rotondo, Luca, Rotondo. Pace, questi qua siamo buoni amici, devo dire. Buoni amici, ecco, sì, i club stanno organizzando altre manifestazioni per coinvolgere la città nell'ultima partita che ci sarà sabato, quindi ci sono un bel programma c'è questa settimana, ricco veramente, spero che la città risponda. E speriamo già che si comincia domani con le cose Domani. Infatti, bravissimo, purtroppo già te l'ho scritto, io facendola di martedì lavoro. Purtroppo quello che non volevamo si è avverato, scontriamo la regina. Io spero, comunque essendo ovvio che tifo Messina e che al 100% spero che vada tutto bene. Tu sai benissimo come la penso per quel discorso di Lillo Foti, quindi incrociamo le dita. Bravissimo, infatti la pensiamo alla stessa maniera. Che si giochi solo al calcio. Bravissimo, infatti io penso in campo e negli spalti e fuori dagli spalti, dappertutto giochi solo a calcio. Bravo, infatti io veramente quando ho visto che avevano bloccato i biglietti il mio pensiero è stato che proprio quello che magari, essendo che venivano tantissimi messinesi, e vedere magari un fantomatico rigore inesistente o una punizione inesistente facendo danno al Messina, poi i messinesi si sarebbero, chissà quello che avrebbero combinato, quindi pensavo, non ci sono riusciti però ecco, bravo, hanno cercato in tutti i modi di danneggiarsi. Non è facile. In effetti, però quanti biglietti hanno venduto, tu che sei molto più informato di me? 830 ha mandato Daniele Cipriano poco fa. Hai visto? E quindi è già un grandissimo numero. Venduti in 4-5 ore, quindi.
solo a Messina, poi ci saranno anche quelli che si aggiungeranno dagli altre parti, perché io so che scendono pure amici di Frosinone e di Vicenza che stanno scendendo per il derby e se lo sono comprati da altre parti, quindi C'è venuto da Milano anche Claudio Donia, domani sarà presente pure Claudio Donia, grande tifosissimo del Messina. Devo dire che c'è stata una mobilitazione generale. ecco, infatti, quindi Mancherà sono solo Daniele contento. Cordova. Mannaggia. Mannaggia la miseria, e fare sfortuna, porca miseria, quest'anno con la regina non sono potuto dire neanche una volta. Compare, già pregustavo la trasferta fatta insieme a te. Sì, infatti, io pure immaginavo con te accanto di intervistare le persone. Sarà per il ritorno, sarà per il sabato 30 allora. Sabato 30 ci dobbiamo divertire, soprattutto sono convinto che il nostro Messina farà un bellissimo risultato e la sera festeggiamo che scende anche Laura e tutte le persone che tifano Messina, che saranno qua a Messina. Faremo una mega mangiata, poi ovviamente Però sempre andiamo per grado, pensiamo a domani. Ecco, bravissimo, pensiamo intanto a domani. Quindi Pensiamo a domani a fare ora mi è arrivato un messaggio su YouTube, vediamo Salvatore. Sì, ci sono dei messaggi, c'è Messaggi Sasà, per te, Daniele, Sasà che sta riempiendo di elogi Daniele. E vediamo se me li vuoi mandare così Sì. le leggo. Quindi Sasà scrive Cordima the best. addirittura. E poi, No. poi dici Daniele domani a Catania sciarpa del Messina e maglietta messinese doc, sempre Sasà. Sì, infatti non possono mancare, lui lo sa, mi conosce, io quando vado al lavoro vado sempre con sciarpa e maglietta del Messina, mi hanno detto alcuni, ma a Catania devi stare attento, no, perché a Catania mi conoscono tutti, sanno benissimo che tifo Messina. Loro ovviamente non ci calcolano perché siamo di una lega più bassa e di conseguenza non c'è nessun pericolo andando con sciarpa e maglietta del Messina, e domani sarò così a Catania, così presente, mi faccio la foto là col cartellone di Catania. Non l'ho vista oggi, poi vediamo se c'è qualche altro messaggio sempre di Sasà, vai, ce n'è qualche altro. Sì, c'è Daniele Siumeglio. Bravo Daniele, sì, sembra. meglio. Ciao Daniele. E poi ci sono due messaggi da parte di Nino Gugliotta che si trova a Malta in questo momento. Ci sta Allora scrivendo. leggiamoli. Sì, il primo dice, vediamo se lo trovo. Io sono abbonato a Spenino. Vabbè, prima dice rompemuci a sti dei Lo regini. leggo io. Leggilo. Rompemo sciuculo a sti medda regini. Saluti da Malta, da Nino Gugliotta. Noi qua non abbiamo freni. Siamo Bellissimo, da Malta, Da Malta. spettacolo, E poi assurdo. scrive, io sono abbonato, ma da 4 mesi per lavoro vi seguo sempre, sono di Saponara, un saluto, siete grandi, sempre Nino Gugliotta. Questa è la Vedi, fortuna di salutiamo. internet. Bravo, è vero. È la fortuna di avere un conduttore come te che è in gamba, Giuseppe. Grazie Daniele, tu ormai sei il nostro inviato speciale, vediamo. Quindi ora in settimana se ci saranno manifestazioni tu farai video e ce li manderai come inviato speciale Daniele Cordima. Va bene, d'accordo, Va bene. non mancherò. Ok. Daniele, domani Ok. vedremo anche per te in quel di Reggio. Bravissimo, fai i video che li voglio vedere, Noi facciamo fratello. video, li pubblichiamo sulla nostra pagina in tempo reale. Bravissimo. Cerchiamo di Perfetto. domani il nostro servizio sarà quello di farsi sentire vicino chi non può venire allo stadio. Speriamo di riuscirci. Bravissimo, sì. E Daniele, io lo so che un succederà. abbraccio, ci vediamo sabato. Un abbraccio anche a voi e a E tutti i salutiamo vostri tutti gli amici telespettatori. del gruppo WhatsApp Messinese Doc. Tu che li sai Ah. tutti, salutali a uno per uno. Sì, vabbè, non esageriamo. Salutiamo tutto il gruppo di WhatsApp Messinese Doc che Gianni sono Belviso, in Gianni Ciccio ascolto. Cancelliere, Daniele Cordima, Totò, Claudia, Claudio, Gemma, Gemma, bravo. Ora c'è pure Ciccio Bianca che si è unito a Ciccio noi. Bianca, tutti gli amici del gruppo Messinese Doc su WhatsApp. Ciao Sì, Daniele, infatti. o c'è altro messaggio per Ciao, te? un abbraccio, ciao ragazzi, forza Messina. Aspetta Daniele, aspetta. Ti saluta anche Aspetta, ti saluta Nino Gugliotta. Ti saluta Nino Gugliotta per Daniele Cordima. Un abbraccio, salutalo tanto. Ciao Nino, ciao, un abbraccio a Forza Messina, ragazzi. Sei mitico, Un abbraccio ciao a tutti. Daniele. Ciao, ciao, Ciao. ragazzi, ciao. Ciao. Buona serata, ciao.
grande Daniele Cordeme, è sempre un piacere. Peppe, sono arrivati 2 messaggi Sì, da leggili, parte di Salvatore. No, leggili tu, questi qua che rendono meglio quando li leggi tu. Vediamo quale. Sa. Regine e catanesi, stessa razza di Mexica. Merda, va bene. Possiamo dirlo, siamo in diretta. Sempre Sasà. Domani Re Giorgio castiga sti medda. Me lo auguro. Nino Vogliotta. Aspetta, un saluto a Daniele Cordima. Biglietti venduti, come siamo qua? Mi sembra abbiamo letti tutti. Va bene, se rimane arrivano dei messaggi, c'è il nostro Salvatore Italiano che li leggerà. Vediamo se altrimenti è arrivato qualche altro messaggio su WhatsApp. Teiubesc pure io. Poi vediamo. Inizia Carlo Ogni Bene, grandissimo tifoso dell'Emilia Romagna. Un saluto dall'Emilia Romagna giallorossa. Correggio presente. Carlo Ogni Bene, uno che per lavoro si è dovuto trasferire in Emilia Romagna e sicuramente pagherebbe chissà quanto per essere presente domani allo stadio per seguire il Messina. Un Carlo Ognibene che fin quando è stato che abitava a Venezia seguiva sempre il Messina, poi quando il Messina è stato in Serie A, Serie B si faceva tutte le trasferte del nord. Purtroppo Carluccio, il Messina arriva quest'anno, è arrivato fino ad aprile. Se non saliamo di categoria per vedere qualche partita devi scendere tu da noi. Comunque è sempre stato un grandissimo tifoso del Messina. Correggio presente, il paese dei Ligabue, abita in un bel paese, eh? Poi un altro messaggio di Marco, l'abbiamo letto, siete i migliori. Messinese Doc ridono. E mi sembra che qua su WhatsApp come immagine, vediamo cosa ho scritto Carluccio Ogni Bene. No, questo è Daniele Cipriano che ci ha mandato un altro messaggio, una fotografia. Invadiamo Reggio merda, caricare per caricare, e vediamo se possiamo far vedere questa foto molto emblematica. Vediamo dove che telecamera. Purtroppo c'è il giallo che però dice, ve la descrivo, è Nettuno che sodomizza un coniglio con la sciarpa amaranto e c'è scritto Reggino dimmi che si sente. Veramente molto simpatico, il web si è scatenato. Vediamo che scrive Carlo Ogni Bene. Ciao compare, noi sei il numero 1. Grazie compare Carlo. Con Carlo ha una vita che ci conosciamo, abbiamo fatto le scuole insieme, in quelle di Milazzo all'Istituto Tecnico Commerciale Leonardo da Vinci. Manca molto il Messina e ti capisco, vivere fuori dal proprio paese, dalla propria città è molto faticoso. E vi ricordo che quando il Messina era in Serie A, in Serie B, Carlo Ognibene, un altro gruppo di amici dell'Emilia, tifoso del Messina, seguiva in trasferta il Messina. Purtroppo, Carlo, speriamo che ci sia qualcosina di meglio. Ancora Marco mi scrive: una buonanotte a tutti con il nostro Messina e a voi fratelli nel cuore. Ciao, forza Messina. Marco, grazie per tutto ciò che ci hai scritto, veramente numero 1. Vediamo Carlo mi sta facendo vedere un reperto storico. Vediamo se arriva la connessione, la facciamo vedere. Mentre non vorrei, ora sono le 23:06, disturbare il nostro amico Roberto De Angelis, perché era giusto sentire anche Roberto. Vediamo se è possibile chiamarlo. Scusate un attimo. E così completiamo il giro delle telefonate. Vi ricordo sempre che potete intervenire in diretta telefonica o tramite WhatsApp al 347 1877 413. Intanto, mentre stai chiamando, chi devi chiamare? No, vai Salvatore. Roberto, devi chiamare Roberto. Ok, mentre chiami No, Roberto, vediamo se prima non vorrei ti disturbare. leggo 3 messaggi che sono arrivati. Il Sì. primo, 2 sono di Nino Gugliotta.
Il primo dice: siamo una famiglia malata di calcio, un saluto a mio papà, a mio fratello a Saponara, domani rompemoli, nessun ponte ci unirà mai, Reggio Med. Poi Sasà scrive: incula un coniglio, credo si riferisse alla foto. Non so. Sì, alla foto che abbiamo mandato. E poi di nuovo Nino: voglio fare complimenti per la trasmissione, un saluto al mio grande fratello Santi. Quindi Nino, non possiamo fare altro da tramite con i tuoi familiari qua. Domani ti faremo anche per te, e se ci segui sulla nostra pagina di Facebook Niceto TV manderemo in tempo reale ciò che succede in questa trasferta. Mentre Carlo Ognibene mi ha mandato dei reperti veramente storici, biglietti, conserva con cura i biglietti, e c'ha un Messina Turis, gara di playoff, Stadio Comunale Celeste, 6 giugno 99, un Inter Messina in Serie A, Parma Messina sempre in Serie A, un altro è contro la Juventus Messina. Puoi vedere, non ho detto una minchiata quando vi ho detto che Carlo Ognibene è veramente un grandissimo tifoso del Messina. Le trasferte al nord non ne perdeva nemmeno uno. Marco ci augura buonanotte e dice: siete fantastici, buonanotte a tutti voi fratelli di Niceto TV. Ciao fratello Marco, ormai è contagioso il fratello Daniele Cordi, ma siamo tutti fratelli. Vediamo se abbiamo... mi sta chiamando Roberto De Angelis. Ora facciamo una piccola pausa con il Messina e chiamiamo Roberto De Angelis, che è il vice direttore di Stap Radio. Pronto? Buonasera Roberto, Buonasera. penso che sei molto molto felice. Penso proprio di sì. Voglio vedere ora più il tifoso che il giornalista, come mi hai detto venerdì. Come siamo? No, vabbè, adesso diciamo che si sono calmati i giochi, per cui si può fare un'analisi fredda e razionale. È stato un bel derby, iniziato male dalle due squadre, soprattutto dalla Roma che pensava solo a coprirsi e a difendersi. Poi nel secondo tempo deve essere scattato qualcosa nella testa dei giocatori giallorossi, perché sono entrati leggermente trasformati, e l'ingresso di Pjanic ha fatto sì che ci sia stata quella svolta che ha portato alla vittoria. Ma è proprio questo, poi questa gioia, che per assurdo lascia l'amaro in bocca per il decorso di questo campionato, perché gente come Pjanic e altre persone non possono essere andati così a corrente alternata. Avrebbero dovuto dare il loro contributo in maniera più continua e più assidua. Sto con Daniele De Rossi nelle sue dichiarazioni del dopo partita, quando ha detto: ci siamo ritrovati solo come gruppo, ma come gioco lasciamo ancora a desiderare. Ha usato un termine molto più forte, però il succo del discorso è quello: come gioco la Roma non c'è, è stata vinta la partita con il cuore, con un pizzico di fortuna, con un pizzico di buona congiunzione astrale, però oggi è stato ritrovato il gruppo e soprattutto si è dimostrato che senza Nainggolan questo centrocampo non può andare. Quindi io spero che la Roma faccia di tutto per trattenere Nainggolan, soprattutto adesso che il secondo posto è raggiunto e conquistato matematicamente. Si dovranno mettere intorno a un tavolino Pallotta e ai suoi collaboratori, decidere chi rimane, chi va via e chi dovrà arrivare. Solo così si potrà voltare pagina e vedere se quest'anno potremo realmente lottare per la conquista dello scudetto oppure per altri traguardi. Essere arrivati direttamente in Coppa dei Campioni è una soddisfazione, è una giusta soddisfazione morale per la Roma, e solo per incuria della Roma stessa, per la pareggita acuta e perché si è inceppato il motore, gli altri erano arrivati addirittura quasi a scavalcarla in qualche giornata, e parlo della Lazio. Altrimenti il secondo posto la Roma l'avrebbe conquistato con alcune giornate di anticipo. Mi dispiace per la Lazio perché è un'altra bella squadra, ma oggi forse è entrata, secondo me, posso anche sbagliarmi, con un pizzico di presunzione in più,
aveva dei giocatori fisicamente non a posto e si è visto. Però da qui a dire che Napoli-Lazio è già nelle tasche del Napoli, io aspetterei a parlare. Bisogna giocarla la partita, e con quella difesa con la Brodo che si ritrova il Napoli, io sinceramente aspetterei prima di dire che la Lazio è finita già al quarto posto. Si deve giocare Napoli-Lazio e da lì si dovrà aspettare la terza posizione, la terza squadra del campionato di Serie A. Bene, dopo questa presentazione brillante avete potuto capire che stiamo parlando con un grandissimo personaggio, tifoso della Roma, nonché vice direttore di Stappa Radio, e De Roberto De Angelis da Roma. Lui mi ha ospitato più volte nella sua trasmissione del venerdì e oggi è giusto ricambiare l'ospitalità. L'abbiamo fatto, abbiamo portato anche fortuna perché è tifoso della Roma e quindi la Roma ha vinto e Roberto è magari più contento, più felice di parlare. Quindi no, tu calcola una cosa, come tifoso chiaramente sono più felice di parlare, come addetto ai lavori, come opinionista e giornalista chiaramente devo sempre parlare, e ho parlato anche nelle volte in cui avrei preferito non parlare. E poi ti rimando la pallina al volo perché venerdì prossimo parleremo della gara di andata dei play-out che riguardano Reggina e Messina, ci spiegherai un po' come sarà andata. Domani saremo presenti in trasferta al Granillo, la seguiremo dal vivo, speriamo bene. E incrociamo le dita e facciamo tutti i dovuti scongiuri, Giuseppe. E infatti, voglio dire, poi ritornando oggi al derby, quindi io venerdì ti avevo detto che la Lazio avrebbe pagato lo sforzo di Coppa Italia, è stato così, allora tu me lo confermi? Ma sai che c'è? Allora, il derby sono riusciti a posticiparlo, però io ripeto che fisicamente qualche giocatore non doveva essere schierato dal primo minuto, e soprattutto io non avrei lasciato isolato Klose in attacco. Questo io l'avrei fatto dal primo minuto, però io non sono Pioli secondo, non sono l'allenatore della Lazio, ha giocatori tutti i giorni sott'occhio come ce l'ha Garzia. Ti dico che il derby è stato vinto da Garzia su Pioli perché Garzia finalmente ha capito di non avere più una squadra, quindi nella prima parte e mezzo della gara si è coperto, ha giocato solo di rimessa, di rilancio, si è sempre coperto, gli è andata anche bene, e così facendo ha sfruttato gli unici forse 2 errori della difesa biancoceleste, che ha dovuto fare a meno anche di alcuni pilastri durante il corso della partita. Il derby sfugge a qualsiasi logica, però io avrei affrontato la Roma con un'altra, non lo so, con un altro sistema, un'altra situazione, ma nel primo tempo comunque i fatti avevano dato ragione a Pioli, perché la Lazio teneva il bandolo della matassa e la Roma andava di rimessa. Poi nel secondo tempo è successo qualcosa di spiegabile o inspiegabile, non lo so, per cui sono entrati in campo più concentrati, più volitivi, e poi l'anagrafe ha parlato chiaro, perché è uscito Totti che più di tanto non è riuscito a fare, ha preso pure una munizione stupida che non serviva a nulla. Quando è entrato Pjanic il gioco si è velocizzato e la manovra è diventata leggermente più fluida, e questo sarà il motivo di riflessione della società giallorossa come finirà il campionato. Peccato, perché la Roma aveva le armi per contrastare la Juventus, purtroppo si è sfranata da sola, come si dice qui a Roma, e poi ti continuo a ripetere che Juventus-Roma dell'andata è andata in una certa maniera grazie all'arbitro, ma quello può essere un episodio. Dopo avevi il tempo per recuperare quella sbandata arbitrale che ha fatto vincere la Juventus, allora lì ti puoi attaccare per la partita, ti attacchi a un arbitro che non è stato all'altezza della situazione, ma poi di partite ce ne sono state in altre 18-19, se tu le hai pareggiate quasi tutte la Juventus non c'entra più nulla a quel punto, certo, soprattutto in casa, è vero, e comunque al fine campionato merito e onore alla Juventus, che a noi può stare sportivamente e calcisticamente molto antipatica, ma si merita il titolo. E permettimi in chiusura la ciliegina sulla torta, io ancora oggi, una volta, noto che ci sono 2 accoltellati prima dell'inizio della partita. Allora,
Gli accoltellamenti non fanno parte di nessuna partita di Serie A, B, C, italiana, straniera. Noi dovremmo andare a festeggiare lo sport, perché metti il caso ci fosse Roma-Messina, allora Roberto tifa Roma, Giuseppe tifa Messina, fanno un tifo sfegatato per le loro due squadre, finita la partita si possono prendere anche una birra o un caffè insieme. Questo dovrebbe essere il senso perché dello la vita, sport. esatto, la vita di tutti i giorni deve continuare, non è che se la Roma vince di più a me mi entrano 1.000 euro in più in tasca No, e proprio. faccio mangiare meglio la mia famiglia, o se perde mi è finita la vita, finisce per altre tragedie, non certo per una partita di calcio. E avere quindi due tizi che sono stati accoltellati all'addome, adesso bisognerà chiarire le circostanze, spero che sia tutto a posto e che riescano a guarire tranquillamente, però mandare un figlio o un conoscente o un coniuge a una partita di calcio e poi andarla a ritrovare all'ospedale perché è accoltellato, sinceramente non lo auguro nemmeno alla peggiore della Carogna, guarda. Infatti questo qua è proprio, questo è un male che purtroppo ancora in Italia esiste e non si è potuto debellare, perché poi si è stupido fare gesti del genere, ci sono senza senso, senza, non lo so come definire. Sì, ma è chiaro che però io ti dico subito una cosa, se noi andiamo allo stadio armati o di armi atte a offendere o di armi atte a tagliare, a ferire, qualcosa non funziona dentro di noi, perché se io vado a vedere una partita di calcio non mi porto il mitra, non mi porto un coltello, cioè vado tranquillo e beato per vedere una manifestazione sportiva, poi magari mi arrabbio perché mi tolgono il tappetto della bottiglia di plastica e poi all'interno dello stadio prende una bottiglia da 5 euro, va bene. Sì, esatto, e poi all'interno dello stadio succedono anche cose strane, tipo le bombe carta a Torino, tipo i fumogeni oggi che non si sa come hanno fatto entrare, però succede. Allora forse dovremmo cambiare cultura noi altri dal nostro piccolo, perché bisogna ricordarsi che una partita di calcio ha 3 risultati: vittoria, sconfitta e pareggio. Eppure che la sconfitta o il pareggio è determinata da una cattiva condotta arbitrale, non ne possiamo fare un dramma che dura 20 giorni. All'estero hanno un'altra mentalità. Oltretutto nelle partite corrono tutti, anche le squadre che perdono 3-0 a 3 minuti dalla fine tentano di ribaltare sempre le azioni su azioni, qui da noi un tatticismo esasperato, e bisogna scendere nelle serie minori per rivedere uno straccio di gioco, cioè di gioco maschio, di gioco vero, di gioco a viso aperto, perché in Serie A tutti giocano a scacchi, a pallone ci giocano molto più in pochi. Questo mi dispiace dirlo, però è così. E forse quest'anno la Juventus comincia a dimostrare, bisognerà vedere poi se continuerà chiaramente, che di nuovo torna un gioco propositivo da parte di una squadra italiana. Allora io adesso spero che col Barcellona faccia la sua bella figura, vediamo di che pasta è fatta sta Juventus, e se veramente arriveranno questi rinforzi, faremo la fine della Scozia e del Belgio, dove ci sono una, massimo 2 squadre che uccidono il campionato e le altre che stanno a guardare. È vero. Un'ultima domanda, tu me l'hai fatta venerdì e ora te la faccio a te. Rimane Sì. Garzia? Allora, guarda, ti dico subito che se me l'avessi chiesto oggi pomeriggio alle 2 ti avrei detto che dovevo aspettare qualche evento. Salvo sorprese dell'ultimo istante, dovrebbe essere il classico fulmine a ciel sereno, Garzia rimane perché la proprietà americana darà ancora fiducia a lui per un altro anno, e chiaramente sarà l'anno ormai del banco di prova, non saranno più accettate attenuanti, e probabilmente, visto che sarà accettato lui farà delle scelte, forse qualcuna ordinaria, qualcun'altra clamorosa, di chi rimane e di chi dovrà andare. Io ti dico solo che nella schiera, nella lista dei nuovi arrivi, ci sono già 3-4 giocatori che hanno giocato con lui, quindi lui vorrà formare un gruppo di suoi fedelissimi, che già sa i suoi insegnamenti quali sono, in maniera tale da far adeguare gli altri che arriveranno o che già ci sono. Speriamo che questo progetto vada in porto e che quest'anno vedremo una Roma che può fronteggiare la Juventus in campionato e può andare avanti, potrebbe, usiamo il condizionale, andare avanti in Coppa dei Campioni. Speriamo che sia così, visto che è stato conquistato l'accesso diretto, tocca adesso al signor Pallotta
mettere mano al portafogli, ma soprattutto i suoi collaboratori dovranno stabilire quali sono i giocatori idonei per questo gioco, non prendere mezze figure e mezze cartucce, prendere giocatori veri soprattutto, e il signor Garzia che questo appannamento non ci sia più quest'altro anno, perché quest'anno è stato molto appannato, per cui quest'altro anno dovrà ritornare a essere il Garzia lucido del primo anno, solo così la Roma potrà andare avanti, altrimenti bisognerà girare subito pagina. E ti dico, Garzia andrà via solo se Pallotta capirà che l'allenatore francese non è più all'altezza della situazione. Siccome tutte le notizie sono di senso contrario, io ritengo molto sicuramente che rimarrà, ci sarà un nuovo portiere, ci saranno 2 nuovi terzini, ci sarà un attaccante centrale finalmente di ruolo, di classe, di valore, e Totti penso che comincerà a stare in panchina e a fare come tutti gli altri quarantenni che giocano da altre parti, entrano 10-15 minuti dalla fine e danno il loro contributo. Anche così si possono battere i record che il signor Totti pensa di dover battere a tutti i costi. Quindi Totti rimane. E Nainggolan va alla Juve? Allora per Nainggolan ci sarà una bella battaglia, perché chiaramente il Cagliari, solleticato da qualcun altro sotto, forse la Juve, forse chissà, praticamente gioca in rialzo. Da qui narrano anche un'altra leggenda, che la Roma riscatterà Nainggolan al prezzo che vorrà al Cagliari, perché poi lo gireranno in Inghilterra o in Spagna per 45 milioni di euro. Allora, se così deve essere, è meglio perderlo subito. Sì. E io dico che al 100% deve rimanere, perché il pilastro del centrocampo è lui, e noi non sappiamo ancora oggi quando rientrerà Strootman e come rientrerà soprattutto. Dopo un infortunio del genere, infatti. Sì, perché la luce del centrocampo giallo-rosso era proprio Strootman. Sparito Strootman, si è spenta la luce al centrocampo. Vero. Ecco dove sta il punto, purtroppo. Va bene, vi ricordo che ciò che stiamo dicendo questa sera lo potrete riascoltare su Stapp Radio il venerdì o sabato, Roberto? Allora, ti dico subito, per quanto riguarda la puntata di questa sera, in traccia audio lo risentiremo su Stapp Radio e su RDA Radio 1 di Spreaker giovedì, su Stapp Radio alle ore 15:30 e su RDA Radio 1 intorno alle ore 13:30. E poi venerdì ci risentiremo per un ennesimo appuntamento di Minuto 91esimo, che è una rubrica collaterale di Questa è la Roma, dove si parla di calcio a 360 gradi e dove ci siamo incuriositi per sapere un po' come sarà andata la gara di andata Regina Messina, e con l'occasione, permettimi, saluto tutti i cittadini di Messina che vedranno la trasmissione di Niceto TV, che la stanno già guardando, e soprattutto grazie a Niceto TV, grazie a Giuseppe Ruggeri, a Salvatore Italiano e a tutto lo staff, abbiamo scoperto 12 nuovi tifosi romanisti che risiedono a Messina, sono romanisti dalla testa ai piedi. Questo ci fa molto piacere, perché questo connubio, dovuto innanzitutto all'amicizia umana e a simpatia umana, se no non sarebbe mai nato, sta portando piano piano dei frutti molto molto positivi per quanto riguarda sia Stefano Tini Stapp Radio che Roberto De Angelis, e io spero che la stessa positività possa portare Stapp Radio e tutte le radio consorziate, perché siamo diventati 19 radio insieme nel mondo di Spreaker. Spero che queste 19 radio vi possano portare altrettanta positività. Grazie di vero cuore, Roberto. Grazie a te. Gentile e, come hai detto tu, una sana e positiva collaborazione fra Stapp Radio e Niceto TV Web, sempre con l'augurio che ci possiamo vedere un giorno di presenza. Certo, non mancherà occasione. Un saluto affettuoso a te. Grazie, la più cordiale buona serata. A Stefano Tini, a Salvatore Sgro e a tutti gli amici di Stapp Radio che ci seguiranno giovedì e la trasmissione audio. Ok? Esatto. Ci sentiamo venerdì. E ci risentiamo venerdì pomeriggio, d'accordo? Ok. Ciao, buona serata grazie, a tutti. buona serata. Ciao Roberto. Ciao. E anche Roberto l'abbiamo e siamo a posto. Quindi abbiamo parlato oggi di calcio. Non vorrei che sia tardi per chiamare Salvatore Sicuro. Guarda, ci sono dei messaggi, poi sì. Prego. Li vuoi leggere tu o li leggo io? Come preferisci.
Allora, Nino Gugliotta dice: dovete pensare che tengo tutti i fanzine, non so come si pronuncia, fanzine, credo è un termine inglese. Fanzine, sì, sono i giornalini. I giornali delle riviste. Dal 99 a oggi. Siete stupendi, Auciuc RTP, esiste solo Niceo TV. Un saluto a Santi Gugliotta. Poi Sasà scrive: beh, Messina sempre e per sempre seconda squadra Roma. Ancora Sasà, quindi ha vinto la Roma, ora tocca al Messina. Sempre giallorossi ma siamo. io amo il mio Messina. Nino Gugliotta, vediamo se riesco a trovarlo. Malta è giallorossa. Niceto TV number one, fratello Santi Forza, Messina, Reggio, Cessi. Sasà, uno è stato dimesso, penso forse i tifosi della Roma sono stati accolti là. Una buona notizia, devo dire, un'ottima notizia questa qui. L'altro è messo un po' male. Poi, speriamo bene. Vabbè, Donino vive. Poi, rischiare la vita per una partita è inaudito. come diceva Nino Gugliotta, come diceva Lino Banfi nel film Allenatore del pallone, un solo grido: vincere e vinceremo, forza Messina. Fratello, sei un grande, forza Messina. Ancora Sasà, gli ultimi 4 messaggi. Ci sta un gruppo della Roma qui, Lupacchiotti dello Stretto, se non erro. Ciao Roberto, forza Messina e Roma. Per mettermi in contatto con Roberto, si vuole mettere in contatto con Roberto, Può cercarlo su Facebook, Roberto De Angelis con 2 S. Sì. Magari lui poi può vedere anche su Stappa Radio. Abbiamo anche sulla nostra pagina qualche link per poter vedere, magari collegarsi meglio con Roberto De Angelis. Mentre Carluccio Ogni Bene mi ha mandato una compilation anche di foto storiche, sempre al seguito del Messina in trasferta. Foto storiche, mi dice: ma tu che è malato del Messina, e come vi dico, chi è lontano soffre molto di più la mancanza della squadra del cuore, e mentre chi abita a 5 minuti dallo stadio non va a vedersi le partite. Il Messina quest'anno non ha fatto un ottimo campionato, però in Lega Pro ex C1 avere 2-3 mila presenze ogni domenica per una città come Messina, che era malata di calcio, è stato un pochino vergognoso, perché la squadra bisogna sostenerla sempre, non solo quando si vince o quando c'è la partita del derby o c'è la partita che sancisce la promozione, anzi, con maggior ragione bisogna sostenere quando la squadra va male. Lì la squadra ha bisogno del sostegno e dell'aiuto dei tifosi. Però di tutto ciò che è successo in questo campionato per ora non importa. Per ora importa solo ed esclusivamente queste 2 partite di play-out contro la Regina, domani alle 17 al Granillo e sabato alle ore 15 allo stadio San Filippo. Uniamoci tutti quanti come non mai. Caricare per caricare, dice Luca, e lo ripeto pure io. Dobbiamo essere tutti uniti. Solo con l'unione si può andare avanti. Purtroppo questa settimana che precede il derby, in questi giorni, perché da giovedì che si è saputo, l'unione forte l'ho vista soltanto fra tifosi e squadra, il resto latitante, e ciò, vi ripeto, fa male. Avrei preferito sentire un Parolomoro incazzato nero, buttare fuoco di naschi, come si vuol dire qua, contro queste decisioni assurde di non fare tanto cominciare, decisioni assurde di ridare i punti alla Regina, decisioni assurde di bloccare la biglietteria, e poi anche il sindaco di Messina, no free Tibet, ma doveva scrivere free Granillo per tutti. Non c'è stato, ma lo zoccolo duro, i tifosi ci sono, la squadra sembra esserci pure. Mancano soltanto delle ore, fra poco più di 17 ore sapremo già qualcosina in più, perché saremo in campo. Bene, vi ricordo che domani siamo al Granillo a seguito della squadra, non mi stancherò mai di ripeterlo, Niceo TV Web sempre al fianco del Messina,
manderemo in tempo reale dei video, io e Marco Micale, man mano che facciamo la trasferta manderemo dei video per tenere aggiornati tutti coloro che non possono andare in trasferta, e speriamo che sia prima di tutto una sana giornata di sport con molti sfottò ci vogliono e basta, fermate agli sfottò, e che poi che il Messina possa tornare vittorioso, che è la cosa più importante. Bene, mi sa che con il Messina possiamo anche chiudere questa ampia pagina che abbiamo dedicato al Messina. Vediamo se abbiamo ancora qualche altro messaggio. Buonanotte, Messinese Doc, Belviso ti vogliono, chiama Giuseppe in diretta. Gianni Belviso non può, chiamo io, imbroglio, no, Daniele. Va bene Giovanni, ci vedremo domani ci vediamo domani a Messina e faremo la trasferta insieme, avremo modo di parlare, non ti preoccupare Giovanni Belviso. Va bene, di Serie A abbiamo parlato con Roberto De Angelis, che ringrazio ancora una volta per la sua partecipazione e per lo spazio che ci dedica sulle sue radio Stap Radio RDA1, e quindi vi ricordo che tutto ciò che abbiamo detto quest'oggi sul Messina, il nostro buon Salvatore Italiano lo trasformerà in MP4, MP3, lo manderà a Stap Radio con la traccia audio, e quindi ne approfitto in chiusura della pagina dedicata al Messina di salutare tutti, ma dico proprio tutti, gli amici di Stap Radio che ci seguono da Roma, e saluto anche chi ci segue. Marco, non mandare fotografie, ma ti confonde. Quindi saluto Roberto De Angelis, saluto anche Stefano Tini, direttore Stap Radio, e colui che ci ha fatto conoscere Stap Radio, che ci ha fatto la trade union fra Liceo TV e Stap Radio di Salvatore e Sgro, il vero mago delle scommesse. Un saluto affettuoso a tutti quanti, e qui si può dire che chiudiamo, no? Messaggi. Quale? Lodito e Foti sono i cancro del calcio. Devo dire che sul Lodito ha allargato un pochino troppo i suoi interessi, il suo potere. Già uno che ha una squadra in Serie A, una squadra in Serie B, che quanto sembra alle reti del calcio, poco ci sono state intercettazioni uscite in settimana in cui dicevano che Tavecchio e Magalli sono nelle mani di Lodito e Lodito li ricatta, quindi era Moggi quello che comandava. Va bene, cambiamo argomento. Poi dice Nino Gugliotta, mandami tutti i video per fuori così li faccio vedere in ufficio, grande Liceo TV Web. Nino Gugliotta, però i video domani in diretta li manderemo su Facebook nella pagina Liceo TV, metti mi piace e ci puoi seguire là su Facebook, mentre per quanto riguarda YouTube faremo un video completo come abbiamo fatto il 12 settembre, non appena tornato a casa registreremo tutte le immagini, quelle poi assembleremo in un video che pubblicheremo su YouTube. Io e Marco Micale saremo sul campo a Reggio e Salvatore Italiano sarà in regia a San Pierniceto a curare il tutto, e sarà poi compito suo, non appena tornato, di montare il tutto, affinché già mercoledì mattina il video deve essere pronto, ma Salvatore Italiano ce la può fare. Daniele Cipriano, un saluto a tutto lo staff di Liceo TV Web, a domani. Ciao Daniele, ci vediamo domani a Piazza Castronovo, tutti presenti. Nino Gugliotta ci scrive sempre, siete unici, grandi, favolosi, sportivi, meglio di tutti, grande. Grazie Nino, veramente gentile e affettuoso, ci fa piacere ciò che ci scrivi. Va bene, Marco ogni tanto fa degli scherzetti, va bene Marco, però stiamo parlando del Messina, non delle montagne rocciose, va bene. E quindi
Proseguiamo ora brevemente con la Serie A, perché già si è fatto un pochino tardi, e parliamo di Serie A. Serie A, come avete sentito anche da Roberto De Angelis, si lotta solo per il terzo posto, perché la Roma, vincendo il derby contro la Lazio, ha matematicamente conquistato il secondo posto. La Juve non fa sconti, dopo aver vinto la Coppa Italia mercoledì, ha vinto anche contro il Napoli sabato, che in campo c'era Juventus B, però la rivalità è molto accesa con i napoletani, e quindi la Juventus non ha fatto sconti, come poi giusto che sia. Le partite bisogna vincere in campo e non cercando favori o cose. Il Napoli non è stato in grado, la Juventus sì, anche con le riserve ha vinto, quindi Juventus 3, Napoli 1. Tutto si deciderà ora nella partita che ci sarà domenica fra Napoli e Lazio. Se il Napoli vince contro la Lazio, a parità di punti vince, passa il Napoli in quanto ha il favore degli scontri diretti. In caso di pareggio o vittoria della Lazio, la Lazio arriva al terzo posto, e devo dire che merita veramente la Lazio il terzo posto per quello che ha fatto, specialmente nel girone di ritorno. Altro messaggio, Sasà: Peppe, ciò che dici tu è vero, basta discussione e tribunale, spaccamo culo a sti renali. Sasà, noi ci proveremo e ce la faremo, sono fiducioso, guarda, ti ripeto, sono fiducioso perché abbiamo gli ultimi 3 mesi di campionato finalizzato la preparazione solo ed esclusivamente per i play-out. Si può dire che è stato sbagliato perché non ci hanno creduto, perché con 2 vittorie in casa contro la Paganese prima di tutto, e contro l'Ischia o contro il Cosenza, Martina Franca, con 2 vittorie in casa, invece 2 pareggi, eravamo salvi al sesto posto e la Paganese faceva i play-out. Purtroppo hanno deciso di puntare tutto su play-out, perché quando era di Costanzo purtroppo la squadra era fisicamente a terra, e quindi si è puntato tutto sui play-out. Speriamo che vada bene, sono fiducioso. Vediamo qua chi ci scrive. Il fratello Daniele: ciao Giuseppe Ruggieri, grazie alla tua trasmissione mi hanno contattato in migliaia e tante nuove richieste di iscrizione al gruppo. Grazie, un saluto a tutto lo staff. Daniele, tu fai pubblicità a noi e noi la facciamo a te, è una cosa reciproca, e tu sei il nostro inviato speciale, ricordatelo. Daniele Cipriano: un saluto a Mary Jo e Paola, compare, si parte da Tremestieri domani. Ho capito, allora dobbiamo andare a Tremestieri, staremo a vedere, però ci incontreremo prima con Rosario a Piazza Castronovo. E questo è un altro messaggio. Poi altro messaggio, mi sa che non ce ne stanno. Un messaggio da parte di Domenico Dignino, sì, altro inviato speciale. sì, lo ringrazio intanto per quello che fa per Nicelo TV, e poi quindi scrive: divertitevi a te, tu e Marco, domani, sperando anche che il risultato sia positivo. Grazie. Poi dice: speriamo ci sia un arbitraggio pulito, forza Messina. Grazie al nostro altro inviato speciale, che è Domenico Tignino. Domenico Tignino veramente ha a cuore Liceo TV Web. Lui lavora presso Pizzeria Cibilia come cameriere, quindi la sera ritorna tardi, ma il lunedì sera il suo primo pensiero è guardare Liceo TV Web, non solo sport. E oltretutto ha collaborato in 2 occasioni con noi. Una sera ha incontrato Alessandro Parisi, ex terzino della Messina, e Domenico ha cercato se Alessandro faceva un saluto a Niceo TV, e Alessandro Parisi si è prestato molto volentieri, ha salutato Niceo TV Web. E lo stesso ha fatto con Michele Scarponi, che l'ha incontrato in occasione della Gran Fondo dedicata a Annibali
a Messina. Quindi devo dire, Domenico Degnino, anche tu sei un nostro inviato specialissimo. Grazie Domenico perché ci segui, per i saluti e anche per i video che ci hai fatto avere. Grazie. E cosa vediamo? Daniele Cipriano. Daniele, sempre se non cambiano idea e ci fanno partire dalla Caronte. Io penso che era la cosa più logica e giusta farci partire dalla Caronte. Non so queste grandi teste gloriose cosa stanno studiando, staremo a vedere. Domani è un altro giorno e penso le idee saranno più chiare. Abbiamo altro messaggio, Salvatore? Sì, Sasà dice: Daniele Cordi, ma come fa a chattare su WhatsApp nel gruppo Messinese Doc e nel profilo Facebook? Cioè si chiede come fa a chattare contemporaneamente in tutte e tre i guarda, i social. Daniele mi sa che uno è Trino. Non so cosa dirti. Può essere una mano chatta con il telefono e con l'altra scrive nel computer. Non c'è altra soluzione, non so che dirti. Sa, ma Daniele è mitico. Così, ciao Giuseppe Ruggeri, grazie alla tua trasmissione. Vabbè, questo Daniele ha ripetuto sul gruppo Messinese Doc lo stesso messaggio. Vabbè, quindi stavamo parlando di Serie A, quindi si lotta per il terzo posto e per un accesso in Champions. C'è la posizione del Genoa che non ha ottenuto la licenza, quindi non so come andrà a finire, però oggi ci interessa solo il Messina. Compare, ricordagli a Marco la maglia rossa. Daniele Cipriano la metterà domani tutti in maglia rossa e deve togliere anche la cover del cellulare, te lo ricordo io. La metterò anche io in cabina di regia. No, la maglia rossa. La maglia rossa, anche Salvatore Italiano. A proposito di maglia rossa, domani sera ho una partita e devo giocare in maglia rossa, quindi te la metti già dalle ore 17. Salvatore pure lui iper impegnato. Va bene, un piccolo accenno al campionato nazionale dilettanti. Ci sono stati dei playout e la Tiger Bro non ce l'ha fatto contro il Noto allenato da Pippetto Romano e con in campo gli ex del Messina Totò, Cucuzza e Cucinotta. Quindi fa piacere per i due ex del Messina che hanno lasciato ottimi ricordi a Messina, ma dispiace per la squadra di Brolo. Comunque purtroppo la stagione è iniziata con i migliori propositi da parte degli amici di Brolo, però poi varie vicissitudini durante l'anno hanno portato a Marco Mogala. Finisce. Diciamo qualche messaggio su... C'è Sasà ancora che scrive. C'è Sasà che scrive ancora. E che dici? Dice allora che domani il Messina vinca per dare un bel saluto a una persona che il nome che non c'è più, forse. Sì, di Messina l'ha portata in alto, sì. Anna Rita Sidoti. Vero. E questo volevo fare sul finale, che tutto lo staff di web si voleva associare al dolore della famiglia Sidoti di Gioiosa Maria per la prematura scomparsa di Narita Sidoti, pluricampionessa di marcia che veramente ha fatto onore all'Italia vincendo campionati europei e campionati mondiali. Era alta 1,50 m per 40 kg, ma è stata definita lo scricciolo d'oro nonostante il suo fisico non maestoso, però in pista era veramente un piacere vederla marciare. Ha fatto onore a tutta l'Italia, però purtroppo una brutta malattia dal 2009 che l'ha colpita, l'ha portata via la settimana scorsa, qualche giorno fa. Dispiace veramente. Condoglianze alla famiglia Sidoti da parte di tutto lo staff di web e grazie anche a Sasà per avercelo ricordato. Chiudiamo con una piccola parentesi. San Pianiceto per ora è un furore di avvenimenti uno dietro l'altro. Il 13 maggio c'è stata l'ordinazione diaconale
a San Pierniceto di Fabio Cattafi, che è stata un evento storico per il paese ed eccezionale. Ora, proprio ieri, è arrivata a San Pierniceto la Madonnina del Tinder. Logicamente non è la statua originale, quella che c'è all'altare maggiore di Tinder, non è che si può portare in giro, però è una copia che fa sempre onore e piacere averla a San Pierniceto. Jody Web, come al solito, sempre prima, in anteprima, in ogni dove, è puntuale perché ieri siamo stati puntualissimi. Già alle 8 di mattina a Tinder, che abbiamo registrato le fasi in cui il santuario di Tinder con il rettore ha consegnato al parroco di San Pierniceto, padre Gianfranco Centorino, e alla comunità locale la statua della Madonna, che è stata caricata sul camion in maniera veramente eccezionale da parte di Nino Colosi, Antonio Micali che ha messo il camion, e Leo Mondo. Voglio dire, c'erano parecchia gente già a Tinder. Poi la Madonnina è stata portata come prima tappa a San Piermarina, c'è stata una messa in piazza molto sentita e apprezzata, una breve processione per le vie di San Piermarina del simulacro della Madonna del Tindari, poi è stata portata nella chiesa sempre di San Piermarina, dove è rimasta fino alle 15:30. Dalle 15:30 si è incamminata sempre sul camion verso San Pierniceto, però logicamente e giustamente facendo varie tappe nelle varie frazioni di Mendoliere, Serro, Zifronte, Pirera, fino ad arrivare a San Pierniceto, dove alle 17 è stata accolta dalle autorità locali, dalla banda musicale a San Francesco. Da lì in processione è stata portata alla chiesa madre, dove c'è stata una bellissima celebrazione eucaristica presieduta da padre Gianfranco Centorino e con la presenza dell'Unitals di Messina. Vorrei approfittare di salutare il signor Giovanni Cassata, che ieri era qua con l'Unitals, e tutto il gruppo dell'Unitals di Messina. Veramente una brava e una bellissima manifestazione e celebrazione. La Madonnina del Tinder rimarrà a San Pierniceto tutta la settimana. Ogni sera ci sarà la Santa Messa, che verrà viene ora il termine, celebrata e animata dai vari gruppi parrocchiali delle parrocchie limitrofi a San Pierniceto. Già da oggi si è cominciato con Forte Marina e Scala Tori Grotte, poi domani ci saranno altri paesi. Tutta la settimana sarà così, sarà una settimana ricca di impegni e avvenimenti, che si concluderanno domenica prossima con la processione per le vie del paese. Però vie del paese soltanto le vie principali, farà il Corso Italia, non farà il solito giro delle processioni locali, quindi solo per Corso Italia. Sarà in notturna quasi, quindi sarà una fiaccolata veramente spettacolare da vedere. Jody Web logicamente sarà presente, testimonierà e renderà partecipi di tutto ciò. Però già vi posso dire che sul nostro canale YouTube Liceo TV Web abbiamo 2 video. Il terzo l'abbiamo messo Salvatore, bisogna montarlo, c'è in fase di montaggio anche per ora. Abbiamo sul nostro canale YouTube, potete vedere il video dell'arrivo della partenza da Tindari, arrivo a San Piermarina, il video della messa a San Piermarina, sempre della breve processione, work in progress per l'arrivo a San Pierniceto. Quindi seguite Liceo TV Web e non vi annoierete di sicuro. Bene, stiamo sfiorando le 2 ore di trasmissione, sono mezzanotte meno 9 minuti. Non è perdiamo la scarpa come Cenerentola, però passiamo ai saluti. Voglio ricordare che se volete aiutarci a crescere sempre di più di quanto siamo cresciuti, perché di migliorarsi non si finisce mai, potete donare. Basta andare sul nostro canale di YouTube e c'è scritto per donare, e lì potete fare una donazione tramite PayPal, quanto volete, 5-10 euro, non ha importanza.
o se ci vedete in giro volete fare una ricarica, perché noi andiamo in diretta grazie alla connessione internet che la Wind vuole i soldini ogni mese, se ne vanno 20-40 euro ogni mese solo di connessione internet. Quindi se volete aiutarci sapete come donare. Donate. Ringrazio tutti coloro che finora ci hanno donato, specialmente dall'estero, ma anche da qua, da San Piniceto e dalle zone limitrofe. Mentre Daniele Cordima, salutami tanto Massimo Frisoni che ti sta seguendo, Alessandro Parasiti, Giacomo Alberto Herrera, nuovo amministratore del gruppo. Quindi da parte di Daniele Cordima e da parte mia e tutto lo staff di Liceo TV Web un saluto affettuoso a Massimo Frisone, Alessandro Parassiti e Giacomo Alberto Herrera. Ciao amici miei e di Daniele Cordima. Come dice Daniele, fratelli. Mentre Daniele Cipriano dice grande Salvatore italiano e si mette la maglia rossa anche a casa. E lui la farà. Galo non si è fatto sentire, compare Daniele, pensavo che intervenisse Galo, mi ha detto che ci chiamava, però forse ha avuto altri impegni, lo sarà per la settimana prossima. Quindi ringrazio e saluto affettuosamente con un bacio Carmelina Corio dall'Australia, papà Giacomino e la nonna. Ringrazio e saluto anche chi sono qua per ora, Marco Anastasi, Teresa e Matteo, Rosario Corio e la sua cara mamma, che sono affezionatissimi a Liceo TV Web. Saluto con un abbraccio affettuoso Angie, venuto, speriamo sempre tutto bene, sempre alla grande, sei sempre la nostra fans numero 7 di YouTube, non ce lo dimenticheremo mai, una delle prime a seguirci e continui a seguirci e ci preziosisci i nostri video con i tuoi commenti. Ciao Angie. E poi saluto e ringrazio la signora Vittoria Terizzi che ci fa da tramite con i padroni di casa, il signor Pierino e la signora Carmela Anastasi da Luino. Saluto anche Santino Micale che purtroppo ne è ospite perché è dovuto tornare in Svizzera. Un saluto affettuoso anche a Santino Micale. E poi che Marco? Ci hanno dimenticato della Formula, oggi abbiamo dedicato tutto al Messi. Formula 1, va bene, prima di chiudere parleremo della Formula 1. Ora stiamo salutando, dimenticai Santino Micale, abbiamo signora Vittoria Terizzi, abbiamo salutato. Salutiamo affettuosamente una Valletta di Liceo TV Web, ieri ha fatto il compleanno. Tantissimi auguri a Mary Jo Dolcezza. Ciao Mary Jo, auguri da parte mia e tutto lo staff di Liceo TV Web, ieri ha fatto il compleanno, augurissimi. E si saluta a Mary Jo, non posso che salutare anche la top model Paoletta Buonaccorso. Per ora fa la bella vita a Montecarlo, vediamo quando tornerà a trovarci a Liceo TV Web. Saluto anche Valeria e Gabriella, altre due nostre preziose Vallette. Saluto chi ci segue dalla Svizzera, il grande Don Tony, la sorella Beatrice e i suoi genitori che ci seguono veramente dalla Svizzera, e la dimostrazione anche le visualizzazioni che abbiamo dalla Svizzera che non sono poche. Grazie Don Tony, sei veramente in gamba. L'estate sta arrivando e noi ci rivedremo presto. Poi non mettere video Marco così non mi distrai. No, non spezziamo, non c'è bisogno. Passiamo, allora facciamo un piccolo salto nella Formula 1. Mi ha detto Marco Micali, ieri c'è stato il Gran Premio di Montecarlo, un Gran Premio di Montecarlo che una volta era rinomato per spettacolarità ed emozione. Devo dire che è stato di una noia mortale. Se non fosse stata per la safety car entrata a 12 giri dal termine e della grossa minchiata fatta dai box della Mercedes, sarebbe stato un Gran Premio veramente anonimo in cui non ha dato niente. Lo spettacolo ha dato un ragazzino di 17 anni, Verstappen, che magari nella troppa foga ha causato un incidente che ha fatto entrare la safety car, ma per il resto di una noia mortale.
macchine, di come sono partite arrivano, gli unici sorpassi nei box. Formula noia, quanto vale la MotoGP non c'è paragone, una Formula 1 che hanno ridotto veramente a un livello infimo sta Formula 1. Girano milioni e milioni di euro, ma spettacolo non se ne vede e mi dispiace. Questo vero male Marco Micale mi ha ricordato per la Formula 1, ma veramente ieri mi sono schifiato di vedere quel Gran Premio di Monte Carlo. Non è quella la Formula 1. Mi ricordo Formula 1, magari non mi ricordo bene, ma vedo i filmati, le lotte fra Villeneuve e gli altri piloti, anche due della Ferrari, Villeneuve e Pironi pare che erano. Poi dire altri tempi, ora invece quello parte prima e arriva prima, tanto se non succede qualche fesseria come è successo con i box che hanno sbagliato a calcolare il tempo, tutto rimane immutato, non c'è lotta, ma staremo a vedere. Va bene, saluto la mia Teiubesca, la salutiamo sempre, e poi Salvatore, a chi vuoi salutare? Ma nessuno in particolare. Saluto tutti quelli che ci seguono, tutti i tifosi del Messina che ci seguono, e tutti i nostri fan. E questa settimana non vorrei salutare Marco Micale, non lo saluto perché so che sta bene e quindi non c'è bisogno, non lo saluto. Ce l'abbiamo qua, bello, anche con i capelli corti, peccato non lo potete vedere, si è tagliato i capelli Marco Micale. Domani faremo qualche foto mentre attraversiamo lo stretto, mentre andiamo in Italia. Marco, a chi vuoi salutare? Io saluto sempre tutti. Nancy? Sì, saluto anche. Saluto a differenza sua, saluto anche Salvatore Italiano. Va bene, e qualcuno in video vuoi salutare pure o no? Qualcuno in video? No, nessuno. A posto. Nessuno. Va bene così. Saluto anche il ladro di te. E lui sa Vabbè, tutto. ma lui sono tutte idee nuove, Certo. non sono idee riciclate, the original Marines. E va bene, mi sa che stiamo per concludere. Prima di concludere però saluto tutti coloro che hanno mandato dei messaggi come Sasà, e vediamo qual era Marco, mandami di nuovo YouTube così vediamo coloro che ci hanno mandato dei messaggi. Io saluto tutto il gruppo messinese Doc su WhatsApp, Laura Grassatonia, Daniele Cordima, Daniele Cipriano, Carlo Ognibene, Marco e tutti coloro che ci hanno mandato dei messaggi. Sasà, Sasò, e poi c'era come si chiama, Nino Gugliandolo, Nino Gugliotta che da Malta, Andrea Italia, e tutti gli amici della Gioventù Giallorossa. E ne approfitto per ringraziare Rosario Rotondo e l'amico suo per quello che hanno fatto oggi per il Liceo TV Web, per me e per Marco. Grazie di vero cuore Rosario, grazie. Domani ci vedremo di presenza. Saluto affettuosamente anche il presidente di Gioventù Giallorossa Nino Martorana e tutti i componenti. Luca Peschiera è mitico, Rosario Rotondo l'ho detto, Arturo Il Duro, Giovanni Paci, Gaetano, Rosario Stimoli, Peppe Lerario. Con molti di questi domani ci incontreremo per fare questa trasferta. Bene, chiusura, un saluto alla grandissima amica frumosa Adina Maria Pia e la sua mamma. Marco, non mi fare distrarre, ho detto Adina Maria Pia. Vabbè, scusa, Adina Maria Oprea e la mamma Gabriella Oprea, veramente due persone fantastiche ed eccezionali, due number one. Per il momento e solo per il momento da Liceo TV Web è tutto. Vi ricordo, seguiteci domani sulla nostra pagina di Facebook Liceo TV Web, che in tempo reale manderemo video e immagini della trasferta del Messina, dalla partenza al ritorno. Appuntamento
con su Non Solo Sport. A lunedì prossimo c'è Salvatore. E mercoledì torna musica che passione. Finalmente ricomincia questa trasmissione dopo una pausa di diversi mesi e ricominciamo, devo dire, alla grande. Peppe Formica intervisterà una cantante emergente che si chiama Giusy Muffari, però il tutto verrà pubblicizzato in questi giorni, però già ve lo preannuncio. Mercoledì musica che passione, Peppe Formica intervista Giusy Muffari. Non so, viene anche il ragazzino o no? Sì, ci sarà anche un ragazzino, ragazzo, non più che ragazzino, vediamo se riesco a trovare Michael, sembra Michael Bonaffini. Michael Bonafini. Quindi Per concludere ti dico alle che ore 19. Daniele da circa un minuto è anche presente sulla chat di YouTube. Daniele Gordema. Sì, sta scrivendo. Daniele, sei uno e Trino, l'ho detto. Daniele Gordema, uno e Trino, anche sulla chat di YouTube. Sei mitico, non ho più parole per il nostro inviato speciale Daniele Gordema da Messina. Un pozzo di simpatia a non finire. Va bene, sempre, ovunque, forza Messina. Con me ci rivediamo lunedì prossimo, con Nicio TV mercoledì. E già mercoledì mattina spero di avere il bel video con una vittoria del Messina. A lunedì prossimo, baci, bacini, bacioni, bacetto che voi siate. Buonanotte sognatore a tutti. Ciao, poppa!